Direttore, un'importante oggi iniziativa, questa dell'assessore Tuttolomondo, in merito ai parcheggi, insomma alle tante barriere architettoniche che vengono quotidianamente ostruite, tante zone in favore di chi non può avere una mobilità sostenibile. È un'iniziativa lodevole della quale siamo venuti a conoscenza avendo avuto interlocuzione e incontri con l'assessore Tuttolomondo e con il sindaco, con l'amministrazione lodevole. Certo, a me piacerebbe un mondo dove queste cose vengano realizzate autonomamente, però ben venga il lavoro che è stato svolto dall'assessore Tuttolomondo che ha portato a questa deliberazione e questo piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che sapete è un problema che noi abbiamo pure intrapreso per far sì che la valle avesse un'accessibilità totale e libera. Così questa iniziativa non può che essere da noi condivisa e sulla base di interlocuzione e rapporti che abbiamo avuto, in un futuro non molto lontano ci porterà una convenzione con l'amministrazione comunale per far sì che una parte di questi lavori che individueremo con gli uffici tecnici del Comune e che poi avranno un sostegno compatibilmente con le risorse che il Parco può mettere in quest'anno, compatibilmente con questo il Parco si farà promotore delle iniziative che possono permettere questa eliminazione di barriere e possano a poco, a partire io penso dal salotto di Agrigento della Via Ateneo, possono consentire una libera fruizione senza intoppo alcuno. Voi siete stati anche attenzionati dalla stampa nazionale per via, insomma, di quello che ha fatto lei in questo settore? Sì, è un progetto che avevamo iniziato un paio di anni fa e nella pandemia lo abbiamo portato a termine, ne siamo felici e che stiamo cercando di spostare non solo alla Valle dei Templi ma in tutti i siti della cultura che gestiamo, a partire da Sambuca di Sicilia, a partire anche dal Museo Archeologico dove le abbiamo eliminate, e quindi le iniziative di questa linea progettuale non possono che essere condivise dal Parco e credo debbano essere condivise da tutti. Finalmente un'iniziativa molto valida, i 30 anni dalla legge delle barriere architettoniche, il Comune di Agrigento è stato un po' assente negli anni passati, ora grazie anche a una convenzione che faremo con il Parco Archeologico. Ringrazio vivamente il direttore, l'architetto Roberto Sciarrata, che ha dato anche la disponibilità sia economica che anche materiale e di collaborazione progettuale. Siamo riusciti a mettere proprio sul sito del Comune la possibilità di fare segnalare con una scheda apposita da compilare le criticità che ci possono essere nella città. Naturalmente quindi potranno essere fatte dai cittadini, potranno essere fatte dai turisti, da chiunque abbia questo interesse, e quindi poi noi provvederemo con questo progetto che mano a mano sarà un progetto dinamico, non statico. Apporteremo quindi le modifiche proprio per l'abbattimento delle barriere architettoniche, principalmente nel centro. Sì, ci vogliono anche fonti, quindi ecco perché stiamo stipulando questa convenzione col Parco. Allora, intanto per Agrigento, oggi è un momento importante, dopo 35 anni che stiamo per approvare di iniziare le attività propedeutiche alla realizzazione del PEPA, che è il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, che è un strumento molto importante che nel 1986 doveva essere già approvato, quindi questo è un passo importante per la città. Senti, quali zone saranno interessate in particolare ad Agrigento? Lei ha fatto un interessante studio della materia. Ma le zone sono tutta la città, appunto. Ci sarà la mappatura delle barriere architettoniche che saranno inserite appunto che questo piano attraverso una piattaforma che è gratuita, che è la piattaforma Papotic, in cui la gente potrà segnalare le barriere architettoniche che saranno poi appunto portate nel piano. Ma il Comune è attrezzato per rispondere a queste segnalazioni, Assessore?
il comune E ci vogliono anche delle disponibilità economiche. No? L'economia purtroppo che ci permette di fare chissà che cosa. Abbiamo che la disponibilità del parco archeologico, che ci davano anche in questo senso, che speriamo di poter dare finalmente risposte con dei finanziamenti che chiederò personalmente anche al Presidente Musumeci.